Oggi il governo ha dimostrato tutta la sua reticenza, la sua anche ignoranza tecnica in materia e soprattutto il suo volersi lavare pilatescamente le mani rispetto a un problema gravissimo. C'è un processo in corso, nel senso che già c'è la richiesta di rinvio a giudizio e ci sarà un'udienza preliminare nei prossimi giorni in cui sono chiamata a rispondere di trattativa fra Stato e mafia e il governo non sa se costituirsi perché letteralmente dice che non conosce le carte, che deve valutare, ha detto il rappresentante del governo oggi, perché deve valutare i presupposti sostanziali per la costituzione in giudizio. Vuol dire che tu, governo, ancora oggi, tramite l'Avvocatura dello Stato, non sei andato neanche a prenderti la copia della richiesta di rinvio a giudizio? Schiaccia internet, signor Presidente del Consiglio, signor Ministro della Giustizia, e lo trovi pubblicato a chiare lettere. E non dirmi tu, Avvocatura dello Stato, che non lo sai. L'hai dovuto utilizzare per fare il ricorso alla Corte Costituzionale sollecitato dal Capo dello Stato, quindi conosci bene le carte. E allora se non conosci e non sai valutare i presupposti sostanziali per la costituzione in giudizio, come tu dici, vuol dire che sei incompetente, incapace, se non peggio, contiguo a quelle persone delle istituzioni che sono chiamate a rispondere delle loro azioni. Di più, è talmente falsa l'affermazione del governo che vi leggo qui, oggi, 2 comunicati del governo. Uno che dice: siamo ancora nella fase dell'udienza preliminare, magari ci possiamo costituire alla fase dibattimentale. Ma se il legislatore a suo tempo ha previsto che la Costituzione possa avvenire in fase di udienza preliminare, è proprio per dare la possibilità alla parte offesa, e tu rappresenti tutti i cittadini, signori del governo, voi rappresentate tutti i cittadini, avevate non solo il diritto, ma il dovere di presentarvi già nella fase dell'udienza preliminare per sostenere le tesi della parte offesa, cioè dei cittadini, non di aspettare che si faccia prima l'udienza preliminare. Ma ancora di più, se fosse vera questa vostra tesi, secondo cui bisogna aspettare l'udienza preliminare, io leggo una dichiarazione fatta oggi dal ministro Clini in materia di Ilva. Il Ministero dell'Ambiente si costituirà parte civile nel processo mirato a individuare responsabilità per l'inquinamento di Taranto. Bene, io sono d'accordo, signor Ministro Clini. Ti faccio presente che il processo a Taranto non ancora arriva all'udienza preliminare, sta ancora nella fase delle indagini preliminari. Quindi il governo sa così bene che si costituirà parte civile, e fa bene, per l'Ilva, e scusa, per la trattativa Stato-mafia perché non lo sai? La verità è una sola, che questo governo sa e conosce bene quella questione, ma semplicemente si sta mettendo contro il Tribunale, contro la Procura della Repubblica, contro la giustizia, per favorire oggettivamente, per incapacità, per insipienza, per complicità, quelle persone che rappresentano lo Stato in quel processo. Per questa ragione oggi noi abbiamo presentato una mozione che mercoledì viene votata, e qui il problema non è più del governo, il problema è di questo Parlamento. Questo Parlamento intenta approvare una mozione che impegni il governo a costituirsi parte civile o no? Perché fino adesso abbiamo visto che il governo si sta comportando come Ponzio Pilato. Ma in questo Parlamento i parlamentari, questi nominati dalle segreterie di partito, avranno la responsabilità, visto che in tutti i giorni vanno dicendo in giro che le istituzioni combattono la mafia, avranno la responsabilità di impegnare il governo a dire che devono costituirsi parte civile, o si nasconderanno dietro un'assenza per mal di pancia, per andarsi a togliere un dente, perché impegnati in una visita medica, perché così sta succedendo in Parlamento. Non so se lo sapete, ma ci si sta comportando in questi giorni su alcuni provvedimenti delicati come ci si comportava all'asilo Pinuccia. Si fa finta di stare ammalati per non assumersi le proprie responsabilità. Quando parla di contiguità con le personalità indagate, ha in mente qualcosa di preciso oppure? Tutte le persone, vi prego di andare a leggere, delle istituzioni che per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio. Vedete, il processo Stato-mafia, nei rapporti di trattativa Stato-mafia, è già stato concluso in una delle 2 fasi.
quando c'è una trattativa, c'è chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Quelli che stanno da una parte, cioè la mafia, i mafiosi, sono stati già giudicati e condannati per una trattativa già riconosciuta, con sentenza penale passata in giudicato. Adesso c'è un'altra frase, si sta giudicando quelli che stanno dall'altra parte, cioè nelle istituzioni, per vedere che cosa hanno trattato, in che modo hanno trattato e se questa trattativa è illecita. C'è l'udienza preliminare e il governo dice, testualmente, lo ripeto, perché io mi auguro che sia soltanto ignoranza, perché altrimenti veramente è complicità. Dice che dobbiamo ancora riflettere su aspetti di natura prettamente tecniche che attengono ai presupposti sostanziali per la costruzione del giudizio. Uè, ma quando ti spiccia a fare queste valutazioni? C'è l'udienza preliminare, adesso deve avere i documenti per valutarli. Li hai richiesti o non li hai richiesti? E non mi dire che non li hai letto, perché l'organo tecnico è l'Avvocatura dello Stato. E quei documenti li ha così letti che ha fatto pure ricorso alla Corte Costituzionale per così come gliel'ha chiesto il Capo dello Stato. Quindi mi pare addirittura davvero un offeso all'intelligenza dei cittadini. Dobbiamo capire le ragioni che giustificano la domanda. Cioè tu ancora non capisci qual è la ragione che giustifica la domanda. La ragione è sapere se pezzi dello Stato hanno trattato con la mafia. Oh, se non capisci queste ragioni, non stare al governo. Se, come io penso, lo capisci, ma semplicemente stai da quell'altra parte, da quegli uomini che stanno di là nella trattativa, cioè gli uomini delle istituzioni, che non ti vuoi inimicare, beh, questo si chiama favoreggiamento, anche favoreggiamento personale.